Benvenuti chiaramente Scienza di quest'anno, del 2026, e ho dei ringraziamenti da fare naturalmente, e mentre lascio alla professoressa Rasotto l'introduzione specifica della conversazione di quest'oggi. Chiaramente Scienza è al cuore, secondo me, di quello che deve fare un istituto di cultura, cioè occuparsi di divulgazione scientifica chiaramente, accessibilmente. Uno dei limiti che vengono posti in generale a incontri larghi è proprio quello che generalmente, salvo il caso che è tipico dell'Istituto Veneto in cui si parlano umanisti e scienziati, bisogna trovare un terreno comune di comprensione, di discussione, ricreare il clima e l'interesse per alcuni problemi che la scienza propone, trattati appunto chiaramente. La tradizione dell'istituto è lunga e fu iniziata dal compianto professor Alessandro Marani all'inizio, venne ripresa da Gian Antonio Danieli poi, e poi si è interrotta sostanzialmente col Covid e ha avuto una gestazione difficile da tornare. Ci voleva lo straordinario entusiasmo e l'energia della professoressa Maria Berica Rasotto, di Mariella, per ripartire con la collaborazione dell'istituto. Quindi è un'iniziativa che consideriamo di straordinaria importanza per l'istituto. E perché questo? Perché è al centro del mandato di quello di cui dobbiamo occuparci, insomma. Quindi parlare di cose vive, di cose che riportano alla ricerca scientifica, e lo facciamo cercandolo di renderlo accessibile a tutti. Quindi scusandomi ancora per non poter essere lì oggi, il piano era di esserci, ma insomma è un periodo particolarmente complicato per me. Allora lascio la parola a Mariella Rasotto che conduce, e ringrazio ancora Fabrizio Nestola e la sua collaboratrice per questo lavoro che ascolterò con grandissimo piacere. Buon lavoro. Grazie, grazie Andrea, mi sentite vero? Posso stare in piedi? Allora sì, riprendiamo chiaramente Scienza dopo una pausa. Questa iniziativa, come ha detto il presidente Rinaldo, si è sempre occupata di aggiornamento scientifico, quindi di divulgazione scientifica, ma anche di riflettere un po' sul ruolo della scienza. Per cui nella ripresa quest'anno abbiamo deciso di dedicare i 4 incontri proprio a questa seconda parte, cioè un po' al ruolo della scienza. Non so se avete visto nelle brevi righe introduttive nel sito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, c'era questa domanda sul perché investire delle risorse su delle ricerche che magari non toccano la nostra quotidianità. E questa è una domanda che affiora spesso dal pubblico quando, per esempio, si parla nei festival scientifici. E quindi il pensiero è stato quello di riprendere questo filo proprio scegliendo quattro argomenti che sulla carta sembrano non avere ricadute immediate, o forse non le hanno, ma sembrano non avere ricadute nella vita di tutte e di tutti noi, mentre invece magari la riflessione ci porterà a qualcos'altro. Un'altra, quindi la scelta di un filo conduttore per quest'anno, la seconda scelta di questa ripartenza di chiaramente scienza, e non solo per quest'anno, ma anche nei prossimi anni, è quella di non avere un moderatore giornalista, ma di accostare invece a una presentazione di un tema un dibattito che è portato avanti da un giovane comunicatore o comunicatrice della scienza che in qualche modo farà la voce della società. Ci tengo molto, vi devo dire, a questa seconda parte per 2 ragioni. La prima ragione è la valorizzazione dei giovani. Abbiamo nel nostro paese dei giovani veramente molto bravi, originali, dedicati, e il nostro paese spesso non offre a loro delle opportunità degne.
e magari li mettiamo da parte rispetto al nome di un giornalista affermato, ma loro non hanno meno capacità o meno acume. E quindi potendo liberamente organizzare con l'istituto questa, questo ciclo, abbiamo fatto questa scelta. L'istituto tra l'altro ha anche tutta una serie di premi per i giovani, è un'altra delle attenzioni tradizionali. E sarà sempre organizzato in questo modo, quindi ci sarà una presentazione di un tema e poi partirà da parte della comunicatrice o del comunicatore della scienza un dibattito un po', diciamo, facendo le veci della società. Dopo questo dibattito io mi auguro che ci siano anche domande e interventi da parte del pubblico. Ecco, su questo schema generale che varrà per tutti gli incontri vi presento veramente brevemente i due protagonisti di questa sera. Allora inizia il professore Nestola, che è un professore di mineralogia dell'Università di Padova e che si occupa da sempre di diamanti, ma non me ne porta mai, neanche in prestito. E questa credo è una cosa che anche la moglie, le sue collaboratrici magari richiedono, chi lo sa. Certo è che è un tema, come vi dicevo, davvero uno di quelli in cui uno si chiede ma investiamo risorse sullo studio dei diamanti, a che cosa ci serve? Fabrizio Nestola è una vera personalità internazionale da questo punto di vista, non solo ha ricevuto molti premi, ma come vedete ha anche ricevuto in passato e anche oggi dei prestigiosi finanziamenti da parte della Comunità Europea, quindi davvero ha ricevuto delle risorse per studiare diamanti e quindi vedremo dove ci porteranno questi suoi risultati che sono stati pubblicati su riviste molto prestigiose e che gli sono valsi anche numerosi premi sia nazionali che internazionali. E la parte dell'avvocato del diavolo lo farà invece la dottoressa Chiara Anzolini. In questo momento è un ricercatore a tempo determinato, quindi possiamo dire che è una precaria dell'Università di Padova. Chiara è professionalmente una comunicatrice della scienza, è proprio uno dei suoi è il suo tema, quello dei rapporti tra scienza e società, utilizzando, e questa è una delle cose che anche io ho imparato da questi giovani, gli strumenti più diversi per comunicare scienza, che possono essere certo una conferenza, può essere un podcast, può essere un fumetto. Molto abbiamo da imparare da questi ragazzi. Lei è, diciamo, oltre che essere una brillante comunicatrice, è direi la compagna perfetta per interloquire con Fabrizio Nestola perché Chiara ha un dottorato in geoscienze e ha un dottorato in geoscienze proprio con Fabrizio Nestola. Poi è stata, dopo il dottorato, folgorata sulla via di Damasco della comunicazione scientifica facendo un percorso di master di quella che è la più prestigiosa scuola italiana di comunicazione. Non vado oltre e lascio la parola a Fabrizio. Quindi dopo la presentazione del professor Nestola inizierà il dibattito con Chiara. D'accordo? Grazie, grazie di essere venuti.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti. Effettivamente ci tengo intanto a sottolineare che quando parliamo di diamanti, nel mio caso, non parliamo di diamanti da commercio, ecco così, se no altrimenti si potrebbe dire, beh, le risorse per comprarli e rivenderli, cioè vediamo le risorse in questo caso. No, noi usiamo i diamanti come delle vere e proprie, come dire, spie dell'interno della Terra, perché sono gli unici oggetti sul nostro pianeta che riescono a fare dei viaggi lunghissimi e anche molto in là nel tempo attraverso quello che è il mantello terrestre fino ad arrivare, diciamo, in superficie, rimanendo perfettamente incorrotti dal punto di vista chimico, e quindi ci danno una vera e propria, come dire, una finestra aperta sull'interno della Terra. Quindi questo è l'importanza del diamante nelle scienze geologiche e anche nella compressione del sistema Terra in generale. Bene, iniziamo. Per chi non ha mai parlato, diciamo, di diamanti non da taglio, ecco, questi qua sono diamanti detti litosferici, ok? Sono diamanti naturali, come vedete, e non sono tagliati. Questi sono proprio come Madre Natura ce li porta in natura, ok? Ce li porta in superficie. Questi diamanti sono il 99% di tutti i diamanti che noi oggi conosciamo. Sono, diciamo, diamanti che si formano a una profondità di circa 150-200 km di profondità nel mantello. Ricordiamoci che, lo dico sempre, così ci rendiamo conto, la Terra è profonda 6.370 km mediamente. Diciamo, il pozzo più profondo che l'uomo ha fatto è di 12 km e ne ha fatto uno solo, tra l'altro. Noi oltre i 3.000-4.000 metri di profondità non riusciamo ad andare perché è costosissimo e soprattutto non serve, ok? Perché non serve? Perché non saremo in grado di ottenere informazioni importanti, a quella profondità è troppo poco, e quindi ci affidiamo agli oggetti che risalgono dal mantello fino in superficie, e i diamanti sono gli oggetti più profondi che conosciamo. Okay? Quindi questi diamanti si formano tra i 150 e i 200-210 km di profondità nel mantello. La morfologia la vedete, sono morfologie molto belle, noi le chiamiamo ottaedriche, quindi formano una specie di doppia piramide. Hanno un'impurezza molto importante che è l'azoto. Dovete sapere, ricordiamoci, il diamante è fatto di carbonio, puro carbonio, in realtà circa su 1 milione di atomi di carbonio l'azoto sostituisce quel carbonio da 200 atomi fino a 4000, quindi voi dovete immaginare su 1 milione di atomi di carbonio l'impurezza di azoto può arrivare anche a 4000 atomi. Da dove si vede questo? Anche uno che compra un diamante in negozio lo può capire, perché più il diamante è giallino e più ha azoto dentro, okay? Quindi gli abbassa il valore, okay? Però dal punto di vista invece geologico è importante, che ci fa l'azoto lì dentro, da dove arriva, è importante l'azoto per la vita sulla Terra, cioè attenzione, perché il diamante è fatto di carbonio, contiene l'azoto, dentro poi vedremo ci troviamo anche dei minerali con l'ossigeno e idrogeno, insomma sembra che il diamante trasporti un po' quelli, c'è il fosforo, quelli che sono i principali elementi per lo sviluppo della vita. Infine le inclusioni. Allora attenzione, io ho parlato di azoto e ho detto sono delle impurità che vanno a sostituire il carbonio, mentre le inclusioni, attenzione, sono dei veri e propri minerali che stanno dentro al diamante. Quindi il diamante incorpora delle altre fasi, come le chiamiamo noi, che sono degli altri minerali, con composizioni chimiche ovviamente molto variabili, ma sono proprio queste che rendono speciale il diamante. Cioè, voi dovete immaginare che quando il diamante intrappola questi oggetti così profondi nella Terra e ce li porta in superficie, fa una grande operazione geologica, ci sta portando senza distruggere niente degli oggetti da grande profondità. Se quegli oggetti provassero a risalire da soli, senza il diamante, arriverebbero completamente trasformati sulla superficie terrestre. Perché? Perché non sono forti, tra virgolette, come il diamante. Il diamante è l'oggetto più duro che esiste sulla Terra, ma non solo, è inerte alle variazioni di composizione proprio, diciamo, nell'ambiente in cui si muove. Quindi è quando una volta che intrappola è come fosse uno scrigno magico che ci porta su degli oggetti molto profondi. Ecco quando noi diciamo una finestra sull'interno della Terra. Se il diamante fosse puro, perfetto, senza inclusioni, va bene per la vendita, ma geologicamente non ce ne facciamo assolutamente nulla. Quindi noi cerchiamo sempre diamanti con queste che ho definito inclusioni. E vedete, questi oggetti che vedete qua sono proprio le inclusioni, quindi sono proprio questi minerali. Okay? Questi qua sono proprio dei minerali, in questo caso è trasparente, ed è un'altra cosa rispetto al diamante, proprio un'altra cosa. Bene. E poi esistono questi diamanti super deep, quelli che vengono chiamati diamanti super profondi. Beh, già i diamanti normali sono profondi, immaginiamo questi. Beh, questi diamanti
notate che 90 carati, ricordiamoci che un carato senza inclusioni di quel colore costa intorno ai 20.000 euro oggi, no? Oggetti come questo arrivano a costare anche 100 milioni di dollari, okay? Esistono, ma noi li rompiamo, studiamo. Beh, un diamante non è per sempre, non da noi, in forno, vedete cosa gli combiniamo? Allora ci divertiamo da morire. Allora, attenzione, questi diamanti intanto si formano addirittura fino a 1000 km di profondità. Quindi è vero che sono solo l'1% di tutti i diamanti, ma sono i più importanti dal punto di vista, ci dicono veramente, ma che succede là sotto? Okay? E hanno morfologie totalmente irregolari, questo può dipendere probabilmente dalle condizioni di pressione e temperatura a cui sono sottoposti, perché dovete immaginare che a quella profondità lì arriviamo senza problemi a 1800-1900 gradi centigradi, quindi insomma, poverini. Azoto, questi non ce l'hanno quasi mai, ecco perché sono quasi sempre di un colore molto bianco, ok? Voi dovete immaginare che ad esempio la corona d'Inghilterra, il famoso scettro della regina, io non riesco a togliermela dalla testa, non ce la faccio a dire Re Carlo, vabbè, non importa, la regina Re Carlo, lo scettro, quello è un diamante super profondo, quel diamante da 500 carati là, è un diamante super profondo che ha un colore bellissimo perché non ha azoto. E poi le inclusioni. Voi immaginate per un geologo quando questi diamanti super profondi portano su da 1000 chilometri un minerale. Io poi sono un mineralogista, figuriamoci, e infatti questi diamanti portano dei minerali che non si trovano in nessun'altra parte del mondo, non solo, in nessuna altra parte dell'universo, neanche sulle meteoriti troviamo questi minerali. Quindi all'interno della Terra, a 1000 chilometri, ne succedono di tutti i colori e grazie ai diamanti noi riusciamo a capirlo. Esiste una terza categoria di diamanti che sta avendo fortuna, almeno con me, e che mi ha permesso di avere un finanziamento molto importante. È cominciato a gennaio, ho vinto 3,5 milioni di euro per studiare esattamente questi diamanti. Questi diamanti, vedete, al centro hanno il classico diamante di cui ho parlato fino adesso, quindi che può essere litosferico o super profondo, ma intorno c'è un diamante che è decisamente brutto per voi, anche per mia moglie. Però attenzione, perché questo lattiginoso che vedete, questo colore milky, no? Ecco, è fondamentale perché si colora così, o meglio, da questa strana cloudi, no? Nebulosa, grazie a fluidi. Cioè in pratica questa parte nel diamante è piena di acqua e di fluidi di tutti i tipi. Questi sono i fluidi più profondi che si hanno sulla Terra. E questo è molto importante perché la differenza fra la Terra e tutto il resto del sistema solare e di altri pianeti nell'universo dipende proprio da questo. Sulla Terra noi abbiamo la tettonica delle placche, abbiamo la subduzione e questo succede solo qua. E grazie a questo noi portiamo gli fluidi giù, poi li riportiamo su, li riportiamo giù, quello che viene chiamato riciclo. Questo riciclo fa sì che la nostra atmosfera possa continuare a vivere, altrimenti faremmo la fine di Marte, per capirci, e si bloccherebbe il sistema Terra. Quindi, e qui abbiamo una prova diretta di questi fluidi profondi, cosa contengono, da dove arrivano, quanti anni hanno. E quindi io ho dedicato, adesso lo vedremo poi più tardi, proprio questo nuovo progetto di ricerca proprio a questi fluidi, perché secondo me sono veramente, e sono poco studiati questi diamanti, perché? Perché non dobbiamo prenderci in giro. I diamanti di cui parlavo prima, ovviamente gli scarti delle grandi aziende di diamanti finiscono a noi, ma se non ci fosse ovviamente il guadagno economico per le aziende, noi non avremmo neanche gli scarti. Mentre questi qua, questi proprio neanche li menzionano, perché, voi dovete sapere, non so se lo posso dire in televisione, perché ovviamente quando un'azienda si quota in borsa e vende diamanti, in base a quanta percentuale di questi brutti ha, l'azienda vale meno. Quindi questi vengono dimenticati, come dire, e poi fortunatamente qualcuno riesce a recuperarli e ci arrivano. Ma per noi questi sono molto importanti. Quindi questa parte qua viene chiamata diamante fibroso. È un modo, una nomenclatura che usiamo. Bene, questo l'ho già detto, attenzione, si può arrivare fino al 20% di acqua in questa zona. Attenzione perché esistono anche i diamanti extraterrestri. Ecco, questo è il mio secondo amore, che non te l'ho mai raccontato, le meteoriti. Io sono nato con le meteoriti, mi sono laureato sulle meteoriti e le adoro. Voi immaginate la fortuna quando ho scoperto che studiando diamanti, esistevano diamanti anche nelle meteoriti, che era appunto il mio secondo amore. E quindi mi sono dedicato anche allo studio dei diamanti nelle meteoriti. Ma perché? Perché è ovvio che se hai diamanti in una meteorite vuol dire che hai carbonio. E allora ritorno alla domanda di prima.
Da dove arriva questo carbonio? Come si è formato quel diamante? No? I famosi pianeti di diamanti, piovono diamanti. È molto meno romantica la natura, devo dirvi. Ecco, quindi noi sappiamo ad oggi che questi diamanti si formano per grandi impatti. Poi dopo vi faccio vedere qualche bella immagine. Tornando ai diamanti terrestri, attenzione. Allora, questo è il classico schema che noi facciamo vedere ai nostri studenti, no? La Terra fino a circa 900 km in questo schema. Questa zona che vedete si chiama cratone, ok? Un po' strano. Pensate, i cratoni sono dispersi un po' in tutto il mondo, ma dove sono esattamente? Canada, Australia, Sudafrica, Siberia, Brasile, e sono quelle zone tettonicamente stabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono, diciamo, più protette dal punto di vista tettonico, quindi meno terremoti. Perché? Perché sono lontane dagli scontri di placca tettonica, ok? Quindi sono un po' più lontane. Quindi non aspettatevi diamanti in Italia, perché noi, essendo un paese allegro e canterino, siamo esattamente allo scontro fra due placche, cioè l'Italia nasce per lo scontro di due placche, quindi qua i diamanti non ci saranno, va bene? E attenzione, sotto le zone cratoniche si formano quasi il 99% di diamanti, come dicevo, che sono i diamanti litosferici. Poi abbiamo questi diamanti che sono legati alla placca che va in subduzione, la vedete, questa è la famosa placca che va giù, no? E qui queste placche portano fluidi dagli oceani e formano questi diamanti molto profondi. Rimane però il problema, quindi abbiamo capito i litosferici, abbiamo capito i super profondi, ancora, ed è un motivo per cui li studieremo, da dove arrivano quelli fibrosi. È importante saperlo, perché abbiamo detto che contengono i fluidi, e allora sono litosferici, sono super profondi. Ecco, questo lo scopriremo. Vi faccio una carrellata veloce delle inclusioni più importanti che abbiamo nei diamanti, perché per noi, ricordiamoci, il focus, la cosa più importante sono ciò che è dentro i diamanti. Per noi il diamante è un taxi, ok? Quindi quello che è dentro è il nostro punto principale. Allora, questa ad esempio è l'olivina. L'olivina è un minerale importantissimo. Io non so se qualcuno di voi l'abbia mai sentita, ma ricordatevi che la superficie terrestre fino a 410 km di profondità è fatta dal 60% di olivina. Okay? È un silicato di magnesio e un po' di ferro. La Terra è fatta principalmente di silicati, ricordiamoci. Poi abbiamo le mie preferite, guardate il colore di questi minerali che si chiamano granati, eccoli qua. Per noi questi minerali sono importantissimi perché il loro colore dipende dalla loro composizione chimica, e la loro composizione chimica ci dice qualcosa sull'evoluzione della Terra. Quindi un colore significa una certa cosa, per capirci l'arancione significa che quel diamante si è formato proprio nella placca che si stava spostando in subduzione, mentre il diamante con l'inclusione purple, di viola, si è formata nella zona di mantello senza la subduzione. Per noi sono anche indicatori geologici, diciamo. Poi abbiamo un altro bellissimo minerale che non è lo smeraldo, attenzione, ma è il pirosseno, e ancora una volta sono silicati, come vedete, sono sempre silicati, sono i più comuni. Passando ai diamanti super profondi, attenzione perché abbiamo l'inclusione più bella, secondo me, ma è anche la più abbondante, che si chiama periclasio. Attenzione alla formula chimica che è estremamente semplice, questa non è un silicato, ma è un ossido, lo so, sono professore di mineralogia, vi beccate un po' di mineralogia oggi, mettetevela via. MgO, quindi un ossido di magnesio, facile facile, gli studenti non si lamentano di solito quando io spiego questo. No. Però la cosa importantissima è che noi, grazie a questi minerali, riusciamo a capire a che profondità si formano i diamanti. Questo diamante qua era a New York, al GIA, il Gemological Institution of America, che è il grande istituto che dice il valore dei diamanti, dice che qualità hanno, no? Ed era qua questa inclusione qui, eccola qua, guardate. Il direttore del GIA mi ha telefonato e mi ha detto, ma c'è questo colore un po' iridescente. Io ho detto, ok, manda il diamante a Padova, ma me lo rimandi? Forse sì. Ok, perché questo diamante qua l'ha pagato $22.000. E d'altronde un carato E6 di color, anche se ci sono un po' di inclusioni, e purtroppo poi il diamante l'abbiamo dovuto aprire. La scienza è la scienza. Ci fermiamo davanti a $22.000. Aperto. Perché dovevamo studiare. Però pensate, abbiamo pubblicato veramente un articolo molto importante e abbiamo capito che questo diamante si è formato a 700 km di profondità. E attenzione, non è solo la curiosità dei chilometri, che poi abbiamo studiato cosa c'è dentro, da dove arriva, insomma c'è tutta dietro una grande scoperta. Ma forse la più grande scoperta, e lo dico stavolta, non me ne frega, lo dico, una delle più grandi scoperte che abbiamo fatto nelle scienze geologiche negli ultimi 50 anni è proprio questa. Questo diamante pagato $10 in Brasile da uno studente conteneva un mineralino
eccolo qua, brutto da far paura, che ha questa formulina qua, molto simile all'olivina, ok? Questo minerale si chiama ringwoodite. Noi geologi diamo sti nomi ai minerali col nome delle persone, vabbè, mettetemela via. E questo minerale, però, attenzione, perché è importante? Perché dagli studi di laboratorio sappiamo che si può formare solo tra i 520 e i 660 km di profondità. Quindi quando tu trovi la ringwoodite dentro un diamante, vuol dire che quel diamante arriva da quella profondità. Il punto qual è? Che dentro a quella ringwoodite c'era 1,4% di acqua. Ora, state attenti, questo minerale forma il 34% della zona che noi chiamiamo di transizione a quella profondità, che vuol dire che là dentro, a 600 km, ci sono 3 volte l'Oceano Pacifico. Quindi quando facciamo i grandi confronti fra la Terra e i meteoriti, perché non so se lo sapete, ma fino al 2014, prima che pubblicammo questo articolo, noi avevamo questo grande problema che metteva in evidenza che le meteoriti erano sempre molto più ricche di acqua della media che noi ritenevamo essere quella della Terra. E pensavamo, ma quest'acqua si sarà persa durante la formazione, primi anni della Terra, si è persa quest'acqua. Non si è persa, è ben conservata nel mantello e fa i suoi cicli normali, da 600 torna su, piano, e poi ritorna giù. Quando noi beviamo l'acqua, probabilmente ci stiamo bevendo anche un'acqua che è stata a 600 km di profondità, per capirci. Se passiamo adesso però ai famosi diamanti fibrosi, guardate qua, che minerali ci sono nei diamanti fibrosi? Perché io ho fatto vedere l'inclusione viola, verde, gialla, bellissima. Qual è l'inclusione che troviamo nei diamanti fibrosi? In bocca al lupo, perché attenzione alla scala di osservazione qua. Queste sono 20 micron. 20 micron significa 0,02 millimetri. Queste inclusioni che vedete, queste brutte cosette nere, sono molto piccole, ma soprattutto sono quasi sempre fluide. Cioè, dove sono i minerali? Perché dal minerale che noi poi capiamo cosa c'è lì a quella profondità. Il fluido è molto più complesso da essere investigato. Bene, come facciamo a studiarle? Se intanto ci sono, vediamo come le studiamo. E l'anno scorso, a settembre, sono andato in Germania a provare una strumentazione, un prototipo, che permetteva di studiare cristalli nanometrici. Attenzione, nanometrico non vuol dire solo che è piccolino, nanometrico vuol dire che arriviamo ai nanometri. E vuol dire che andiamo sotto al micron. Un micron sono 0,001 millimetri, un millesimo di millimetro. Nanometrico vuol dire che andiamo al di sotto di questo. Studiare un cristallo nanometrico, vi assicuro che non è banale. Però mi avevano garantito che questa nuova macchina, molto costosa, avrebbe permesso questo tipo di studio. Giusto per farci capire, per capirci, questa macchina non c'è in Italia ad oggi e in geologia non esiste ancora. Okay? Quindi stiamo parlando proprio di qualcosa di unico. E vi faccio capire anche una cosa, fino all'arrivo di questa macchina noi studiavamo cristalli di 100 micron normalmente, questo immaginate che siano 100 micron, ok? 0,1 millimetri. Con la nuova macchina di cui vi ho appena parlato studieremo cristalli di questa dimensione qua. Riuscite a vederlo? Questo cristallo qua, questo puntino, è esattamente questo rimpicciolito di 1000 volte. Voi capite che dal punto di vista scientifico cambiamo il mondo, perché si va su un'altra scala di osservazione. Okay? Quindi se noi davvero riusciamo a studiare cristalli così, allora, attenzione, questo cambia tantissimo. Ho provato proprio a studiare uno di questi diamanti fibrosi in Germania, ed eccoli qua. Scusate l'immagine non perfetta, ma stiamo parlando di dimensioni veramente piccole, attenzione. Ed effettivamente, pensate, in un solo diamante abbiamo scoperto 5 nuove specie mineralogiche. Ma certo, perché prima c'erano anche prima, ma chi le vedeva? Chi le studiava? Come potevamo farlo? Okay? Che significato hanno? Attenzione però, perché questa macchina potrebbe avere un grande impatto anche sullo studio delle meteoriti. Attenzione, queste sono meteoriti vere, come vedete, ok? E perché dico potrebbero avere impatto anche sulle meteoriti? Beh, guardate, quando noi facciamo il taglio di queste rocce per guardarle al microscopio, otteniamo queste immagini. Questa qua è una sezione proprio fine di una roccia meteoritica che guardiamo al microscopio ottico. Se andiamo al microscopio elettronico, quindi andiamo un po' più in ingrandimento, osserviamo immagini di questo tipo. Vedete, ci sono i silicati, che sono dappertutto, anche nello spazio ovviamente, e poi delle zone che qui è detto a grafite, quindi questo è carbonio. In realtà, in questi letti di grafite ci sono anche i diamanti, ma quei diamanti sono nanometrici. Guardate,
Questa è un'immagine classica di un diamante costituito da nanodiamanti. Ok? Questi sono proprio nanodiamanti. Attenzione, è anche vero che abbiamo scoperto recentemente, proprio pubblicato nel 26, il più grande diamante extraterrestre fino ad ora scoperto. Questo è un diamante di 0,4 mm. Scusa, certo, non vi aspettate un bel diamante gemma, per noi lo è, questa è una cosa... Beh, pensate, questo è il più grande diamante extraterrestre mai trovato. Quello di cui siamo certi è che questi diamanti si formano da impatto, quindi questo carbonio nasce, questo diamante nasce dall'impatto nello spazio, ovviamente, di corpi planetari. Ora, attenzione, chiudo, ultima slide, non so se ci sono i tempi. Ci tengo a sottolineare che grazie a quello studio pilota che vi ho fatto vedere prima, quel viaggio in Germania estemporaneo, ha portato alla produzione di un progetto di ricerca. A quel punto ho detto non ci posso credere perché ci eravamo riusciti. Allora a questo punto ho detto mi faccio vivo io e ho scritto un progetto di ricerca in circa 4 mesi che ha portato poi fortuna, perché mi hanno finanziato 3,5 milioni di euro per 5 anni, il Consiglio Europeo delle Ricerche. E grazie a questo finanziamento, indovinate che macchina arriverà a Padova? Sono comprato il giochettino, mi porterò a casa il giocattolo e sarà, pensate, il primo in Italia, ma sarà il primo di questi strumenti al mondo nelle geoscienze. E ovviamente io lo metterò a disposizione non solo alla comunità padovana, ma anche alla comunità nazionale, perché un oggetto del genere costa 2 milioni di euro, per essere chiari. Di quei 3,5 ne ho già spesi 2, e ho le mani bucate. E con questo io avrei chiuso. Grazie mille. Grazie a tutti per essere qui, grazie a Fabrizio che è stato perfettamente nei tempi e come vi diceva all'inizio la professoressa Rasotto, in effetti qua il mio ruolo è un po' duplice e anche un po' strano da un lato, ma insomma piacevole dall'altro, perché mi trovo in questa veste di comunicatrice della scienza che dialogherà col professor Nessola, ma appunto io ho un passato in realtà da diciamo ricercatrice nello stesso ambito, perché io ho fatto il dottorato col professor Nessola e poi per un po' di anni ho fatto ricerca in quell'ambito, quindi questo argomento lo conosco anche dal lato della ricerca, ecco, quindi è anche diciamo interessante dover vestire adesso questi panni. E infatti inizierò da una domanda che fino a qualche anno fa, ma tuttora anche, tutti i miei amici e conoscenti, quando scoprivano che mi occupavo proprio di inclusioni nei diamanti super profondi, mi hanno sempre tutti fatto. E cioè, questi diamanti, no, che abbiamo detto di per sé probabilmente neanche li avremmo se non avessero le compagnie, diciamo, anche un interesse commerciale, no, nel ritrovarli. Com'è che li ottenete, quindi? Cioè, chi è che vi dà questi campioni? Bene, questa è già la prima domanda difficile. Allora, intanto diciamo che i diamanti arrivano da collaborazioni piuttosto importanti con aziende e con colleghi che a loro volta lavorano con aziende, principalmente canadesi. Quindi la nostra prima collaborazione è il Canada. E il Canada, devo dire che è molto attenta a temi ovviamente etici, ok? E quindi principalmente sono loro che riescono ad avere, noi italiani non abbiamo contatti con nessuna direttamente con nessuna delle aziende che si occupano di diamanti, tranne recentemente grazie al fatto che poi ecco io ho esportato, non ho detto prima che anche in realtà prima di questo progetto europeo ne avevo vinto un primo da 1,5 milioni di euro che mi aveva permesso di comprare un'altra strumentazione che è stata anche lei la prima al mondo e che quindi questo ha fatto sì che molte persone in giro per il mondo venissero a Padova anziché andare noi all'estero per studiare, ok? E questo ha permesso che ad esempio proprio la De Beers, che è in netto calo a livello mondiale, lo dico chiaramente. La De Beers, che cos'è se vogliamo... Ah scusate, la De Beers è stata la più grande azienda di vendita mondiale di diamanti, nel bene e nel male, e nonostante sia in grande declino ha una divisione diciamo scientifica e questa divisione scientifica in modo molto trasparente mi fornisce alcuni diamanti per lo studio scientifico e non, lo dico molto chiaramente, non si sono mai permessi di chiedermi della privacy sui risultati, non mi hanno mai chiesto di studiare
per loro qualcosa, lo dico molto chiaramente, altrimenti non l'avrei accettato. Cioè, sono io che chiedo, mi date questi diamanti perché vorrei studiare questo, questo e quest'altro. Quindi la parte scientifica delle De Beers è abbastanza, devo dire, con tutta una procedura molto complessa, perché dovete sapere che i diamanti dall'Africa non possono uscire senza quello che viene chiamato Kimberley Certificate Process, che è un certificato che garantisce che ogni diamante grezzo che esce dall'Africa è stato ovviamente codificato e che quindi rispetta una sequenza di processi molto trasparente. Questo certificato costa molto, ma non me lo fanno neanche pagare, però la busta con i diamanti che arriva a Padova contiene il Kimberley Certificate e quindi è tutto trasparente e ovviamente registrato. Questo è importante perché dal 2001, quando bloccami quando non parlo per ore, dal 2001 quando è nata questa certificazione, io vi posso garantire che, ad esempio, se prendiamo il Botswana, non so se lo sapete, ma il Botswana oggi sta per comprare la De Beers. Non so se potevano farlo, probabilmente potevano farlo magari 100 anni fa, però è già un momento importante perché in pratica gli stipendi sono saliti molto, fortunatamente, e questo insomma è un piccolo passo verso la normalizzazione di questi oggetti. Ma visto che hai detto che diciamo, la De Beers non ha mai diciamo, fatto delle richieste diciamo, scientifiche di nessun tipo, ma una domanda che potremmo porci è: questo tipo di risultati scientifici che noi otteniamo a livello di università e di enti di ricerca studiando i diamanti e le loro inclusioni può avere anche dei risvolti utili anche per le compagnie minerarie come la De Beers? Allora, è chiaro che un'azienda come la De Beers è interessata soltanto a capire se vi siano dei trend, delle caratteristiche che possano essere utili per l'esplorazione. Ok? Quindi per trovarne di più. Esatto. E quando io gli parlo di acqua a 600 km di profondità, alla De Beers interessa poco. Okay? Quindi loro, se fosse per loro, farebbero solo analisi chimiche delle inclusioni per capire dove andare. Però ripeto, sì, i nostri studi potrebbero essere utilizzati, ma siccome sono pubblicati su riviste internazionali, sono accessibili a tutti. Capite che normalmente quando si fanno delle convenzioni quadro c'è una certa riservatezza su alcuni temi, non è nel mio caso, ecco, e devo dire che ho apprezzato e non me l'abbiano mai neanche chiesto, sinceramente, ecco. No, certo. Sicuramente tante delle cose che hai detto aprono di domande ancora più ampie e che però affronterei magari successivamente. Intanto questi diamanti che abbiamo detto arrivano da centinaia, se non migliaia di chilometri di profondità, quelli super profondi, ma com'è che arrivano, diciamo, fino a noi? Cioè, com'è che queste compagnie li trovano e perché? Cioè, come fanno? Allora, normalmente le aziende cercano quelle che vengono chiamate kimberliti. Le kimberliti sono delle rocce, e sono delle rocce vulcaniche, un po' speciali, perché sono rocce che rispetto ad esempio alle rocce vulcaniche, non so, immaginate l'Etna, ok? Se voi fate un buco sotto l'Etna troviamo un magma che ha un certo contenuto di acqua e CO2, ok? Le rocce vulcaniche kimberlitiche, quindi raffreddatesi dai magmi kimberlitici, a differenza di quelli tipo dell'Etna, hanno tantissima CO2 e tantissima acqua, e questo fa sì che quando questi magmi iniziano a risalire, esplodono, ma esplodono in modo che in sole 2 ore di tempo, pensate, riescono a partire da circa 200 km di profondità e arrivano in superficie. E ricordiamoci che questo è un paradosso geologico, una placca tettonica, la più veloce placca che abbiamo sulla Terra si muove di 12 cm all'anno. Questi in 2 ore fanno 200 km. E perché lo sappiamo con questa certezza? Perché se ci mettessero di meno, i diamanti scomparirebbero, perché il diamante può resistere ad alta temperatura solo se sta anche in alta pressione. Quindi se tu stai poco tempo, se ci metti tanto tempo a risalire, a un certo punto la pressione scende, perché stai salendo, la temperatura rimane alta però, attenzione, e quindi verrebbero distrutti e trasformati in CO2. Quindi diciamo che nelle zone cratoniche, quelle di cui parlavo prima, avvenivano, perché l'ultima eruzione kimberlitica fortunatamente è avvenuta circa 50 milioni di anni fa. Sono eruzioni estremamente esplosive, non sono quelle che immaginiamo oggi. Quando avvenivano quelle non era un bel momento, ok?
E quindi questo è il modo con cui... A questo punto cosa fanno? Le aziende cosa fanno? Queste rocce vulcaniche hanno una densità diversa dalle rocce che gli stanno intorno, perché immaginate che formano una specie di cilindro di eruzione, con gli aeroplani passano sui grandi continenti, con uno strumento che si chiama magnetometro, misurano il campo magnetico, e questi grandi coni di roccia danno un segnale che è diverso dalla roccia che sta a fianco, quando l'aereo passa. L'aereo fa una specie di griglia, no? Fa così. E quindi si riesce a capire che c'è una possibile kimberlite. A quel punto mandano i geologi a cercare proprio nella zona di anomalia e cercano questi oggetti. Ma visto che un'altra domanda che insomma qualcuno si potrebbe fare è, visto che appunto i diamanti, come abbiamo detto, si formano soltanto in corrispondenza delle zone cratoniche, che ricordo sono appunto quelle zone più stabili, diciamo, antiche e molto tranquille delle nostre placche sostanzialmente, quindi appunto sono localizzate esattamente in quei luoghi del mondo dove sapete che ci sono i diamanti, quindi Siberia, Australia, Sudafrica, Sud America, Canada. E in questi territori, infatti, oltre a essere florida diciamo, l'industria mineraria, anche a livello accademico naturalmente c'è un maggiore interesse, perché potete immaginare che ci sia una corrispondenza, no? Dove c'è un certo oggetto, una certa tematica, poi questa tematica si ripercuote anche sull'interesse scientifico. E quindi noi ci potremmo domandare, ma come mai quindi qua in Europa, che i diamanti non ce li abbiamo però invece dei gruppi di ricerca di elevato livello internazionale, non solo in Italia, anche in Olanda, anche in Germania, però per esempio anche in Italia noi abbiamo dei gruppi di ricerca, come si diceva prima, dove da tutto il mondo vengono a usare i nostri strumenti. Com'è possibile che abbiamo sviluppato questa expertise scientifica pur non avendo i diamanti? Ecco, io ci tengo a sottolineare che le domande non sono preparate, quindi non mi aspettavo questa domanda, ma questa è una domanda interessante. Allora, in Italia, lo possiamo dire senza presunzione, Padova ha iniziato i diamanti nel 2009, ok? In Italia siamo noi quelli che fanno i diamanti, e nel caso specifico italiano lo dico senza problemi. Io prima di diventare uno studioso di diamanti, studiavo le incudini a diamante. Cosa sono le incudini a diamante? Sono dei dispositivi di acciaio con dei diamanti al loro interno, e che vengono utilizzati per simulare le condizioni di pressione all'interno della Terra. Cioè io studiavo che succedeva quando tu aumentavi la pressione ai minerali, ma non avevo mai studiato i diamanti di per sé. Un giorno, quando lavoravo in Germania a Bayreuth, vicino a Norimberga, ho visto un diamante naturale con dentro un minerale. E là io sono impazzito. È l'intuizione dello scienziato. Ho detto, ma scusate, ma se io già studio la incudine a diamante, applichiamo le stesse tecniche al diamante naturale. Ed è nata così. L'Olanda, tu hai citato l'Olanda. L'Olanda però, attenzione, io posso garantirti che l'Olanda è diventato famoso nel studio dei diamanti perché i ricercatori olandesi erano inglesi e quindi l'Inghilterra è molto collegata al Sudafrica, perché il responsabile scientifico De Beers era un inglese per 30 anni, tu lo conosci bene, dottor Harris, e quindi è chiaro che insomma nasce così poi certo. L'Europa, che è chiaramente più casuale, sono d'accordissimo con te. Qua abbiamo menzionato motivi diversi, no? Quindi l'Olanda aveva un collegamento con la De Beers, ma per esempio l'Italia appunto non ce l'aveva. Però quello che ha detto adesso il professor Nessola è secondo me un punto, diciamo, rilevante. Quando ha detto che lui stava lavorando in Germania e lavorava appunto con le celle con incudine a diamante, e ha avuto questa intuizione. La parola intuizione nella scienza è molto importante, perché ovviamente avere l'intuizione che se si studiavano già il comportamento delle gemme pressate da queste incudini a diamante, si potevano studiare anche le inclusioni contenute nei diamanti, ovviamente non è banale, perché se lui si è posto questa domanda, però qualcuno prima non se l'era posta prima di lui, questa stessa domanda, quindi è da lì che poi è nato un intero filone di ricerca. Un po' di fortuna mettiamocela, però. Certo, c'è la fortuna, l'intuizione, la creatività, la serendipità. Esatto. Quindi quanto è importante, proprio partendo da questa storia di vita vissuta, che però insomma ha portato prima a un primo finanziamento europeo da 1,5 milioni di euro e adesso a un secondo finanziamento europeo da 3,5 milioni di euro, pagati coi soldi di noi contribuenti, cittadini europei. Io vi ringrazio.
voglio dire, come diciamo, pensi quindi che sia importante finanziare la ricerca di base, che appunto molto spesso va a finanziare delle domande di ricerca di cui non sappiamo ancora se avremo una risposta positiva subito, no? La differenza tra ricerca applicata, cioè che si sa già quale sarà l'applicazione di quella cosa, che molto spesso viene vista come una ricerca più sicura, cioè più facile da spiegare anche. Sì. Contro invece la ricerca di base, dove c'è qualcuno che ha avuto un'intuizione e si è fatto una domanda di ricerca che nessuno si era mai fatto prima di lei o di lui. Quanto è importante che vengano finanziati anche questi filoni? Allora, sono tanti anni, no, che questa domanda ci viene fatta spesso, no? Ci viene fatta spesso perché immediatamente, ok, cosa è l'impatto sulla società? Allora, io la prima risposta che do, siccome sono di Torino, io vi ricordo, dico sempre una cosa, lo dico anche ai miei studenti di primo anno, guardate, Giorgio Spezia nel 1905, via San Massimo, Torino, in centro, zona molto bella, un giorno sintetizzò in laboratorio il primo cristallo di quarzo. Il quarzo SiO2, uno dei minerali più abbondanti che abbiamo sulla Terra. Perché questo si era messo a fare sta roba? E soprattutto, qual era la reazione dei colleghi insomma, dell'università di quel momento? Un pazzo. Ma perché hai fatto questa cosa qua? Perché non c'era un'applicazione, come dire, l'applicazione diretta di questa roba. No, quella è scienza. È scienza perché? Perché lui voleva capire quali erano le condizioni di pressione, temperatura, composizione chimica, in cui si forma un minerale comunissimo. Ma non poteva immaginare che poi 20 anni dopo il quarzo sarebbe diventato sintetico, sarebbe diventato l'oggetto più importante per gli orologi al quarzo. Perché il quarzo sintetico, essendo purissimo, stabilizza il campo elettromagnetico e quindi tiene perfettamente tutta la rotazione delle lancette e tutto quello che volete voi. Oppure potremmo parlare delle zeoliti, che sono dei minerali che venivano studiati tantissimo, sempre per questioni geologiche, e poi hanno scoperto che messe dentro a un detersivo riescono a pulire lo sporco dei vestiti. Cioè, ma se non ci fosse stato chi se le studiava senza nessuna applicazione diretta, questo non sarebbe mai successo. E te ne dico un'altra, quello che succede spessissimo, e mi sa che qua andiamo a parare, quando noi studiamo la base, no, di certi oggetti, di certi processi, dobbiamo anche sviluppare tecnologie che ci permettano di studiare questi oggetti. E state attenti, quando produciamo quelle tecnologie c'è sempre quello che noi chiamiamo 1000 volte il trasferimento tecnologico, e quello non si vede il giorno che lo fai, mai, non si vede mai il giorno che lo fai, si vedrà sempre dopo. Quindi io credo che se non si fa ricerca scientifica di base, scordiamoci di fare quella che viene chiamata ricerca applicata. Non succederà mai. Quello che dobbiamo fare bene entrambe. E finisco dicendoti questo: quando ho vinto un premio, come diceva prima la professoressa Sarasotto, un premio importante in Germania, e ho avuto l'onore di essere premiato dalla Merkel. L'Angela Merkel, che è dottoranda, sì, dottorata, ha un dottorato di ricerca, Angela Merkel, ha detto: voi siete venuti qua, noi vi abbiamo premiato perché voi dovete fare gli scienziati, voi dovete pensare a fare la ricerca e non vi deve fregare assolutamente qual è l'applicazione di quella ricerca. Ci saranno gli scienziati applicati che penseranno, prendendo le vostre scoperte, se c'è qualche applicazione interessante. Sono due cose ben diverse. Quindi se noi facciamo morire una, e io spero che nessun governo al mondo faccia sempre la solita domanda: ti do questo finanziamento, cosa mi dai indietro? Non funziona così. Questa la scienza la fai morire così. Perché se noi scienziati dobbiamo stare dietro a chi ci dice no, se ti do questi soldi mi devi produrre questa cosa qua, e allora andiamo a lavorare in azienda, non andiamo a lavorare all'università. Abbiamo ancora questa libertà, fatecela tenere, perché se no facciamo morire la scienza e poi facciamo morire anche quella applicata, e lì allora sì che lo capirebbero. Scusate lo sfogo. Tutto molto vero, infatti mio padre ancora si chiede io perché studiassi questi diamanti super profondi, sostanzialmente. Speriamo che ci guardi da casa e che magari stavolta si convinca. Ma è stata detta una cosa importante, non soltanto che dalla ricerca di base si arriva poi a quella applicata, in modi imprevedibili spesso, quindi dobbiamo sempre pensare che non sono traiettorie lineari, cioè non è che noi finanziamo la ricerca di base perché sappiamo che all'indomani poi ci sarà un risvolto pratico. Questo potrebbe avvenire anche molto tempo dopo, cioè cose davvero risvolti imprevedibili sul momento. Ma la storia passata ci insegna che spesso questi avvengono, ed è per questo che è importante continuare a farlo.
Infatti mi viene in mente un aneddoto importante, soprattutto quando abbiamo parlato non solo di intuizioni creative, ma anche di quanto conti la tecnologia, cioè il fatto che senza, ad esempio, questo nuovo prototipo non sarebbe possibile studiare le inclusioni nanometriche dei diamanti fibrosi. Quindi questa accoppiata tra intuizione e tecnologia è importantissima. Ad esempio, immagino che voi tutti, anche perché siete tutti qua, diciamo, locali, quindi sicuramente sapete che Galileo Galilei è famoso, diciamo, per aver osservato con il cannocchiale altri corpi celesti. Ecco, il cannocchiale non l'ha inventato Galileo, ma lui è stato il primo che, anziché puntarlo verso l'orizzonte, come facevano tutti i suoi connazionali prima, ok, quindi verso il mare, l'ha puntato verso il cielo. Quindi c'è l'unione di nuova tecnologia e l'intuizione di qualcuno che ha un'idea diversa dagli altri. Poi molto spesso questo appunto ha delle ripercussioni e quindi quando prima abbiamo detto che questo nuovo prototipo che è costato parecchio, quando costa questo nuovo prototipo? Siamo onesti, 1.920.000 euro, perché non paghiamo l'IVA sui progetti europei, se no sarebbe quasi... Almeno quello. Questo nuovo prototipo che implicazioni avrà quindi a livello della tua ricerca scientifica, geologica, mineralogica, ma anche hai menzionato una possibile condivisione a livello di ricerca e non solo scientifica italiana, ma anche europea. Sì, allora parto dalla mia ricerca. Allora dovete capire che, ad esempio, un'altra ricerca importante che noi oggi facciamo è la scoperta di nuove specie mineralogiche. Come ogni anno si scoprono nuovi animali, nuovi insetti, nuovi batteri, nuovi virus, anfibi, quelli poi. Ecco, anche nella mineralogia noi ogni anno scopriamo tra i 100 e i 130 nuovi minerali. Io ne ho scoperti 80 fino adesso, in tutta la vita però. E alcuni, possiamo dire, non hanno subito una ricaduta dal punto di vista che sono dei minerali nuovi con una composizione nuova, una struttura cristallina nuova. Alcuni altri hanno delle grandi ricadute istantanee, quindi bisogna stare attenti a questo tipo di scoperte. E dove andiamo a parare? Più riusciamo a studiare oggetti piccoli, più scopriamo nuovi mondi. Quindi la mia ricerca va in quella direzione là, cioè io sto cercando di aprire nuove finestre, spingendoci sempre più in giù verso le dimensioni estremamente piccole. Ed effettivamente, lo posso dire ufficialmente, non sapevo se potevo dirlo prima di oggi, abbiamo scoperto il primo minerale delle terre rare sulla Luna. E quando dico sulla Luna non intendo dire una meteorite caduta sulla Terra, poi l'abbiamo presa, no. Abbiamo avuto la fortuna, grazie a queste strumentazioni, di convincere la Cina a farci mandare di quel 1,7 kg che hanno riportato dalla Luna, qualche anno fa, questo piccolo campioncino è arrivato in Italia, siamo andati a Copenaghen e abbiamo scoperto un minerale nuovo. Quel minerale era grande 1 micron. Fino all'anno scorso questo non l'avremmo mai scoperto. Ok, le meteoriti è un'altra grande, però attenzione, la domanda forse più importante è, ma tu dici che lo vuoi mettere a disposizione della comunità nazionale e internazionale, in che campi? Beh, guardate, appena si è saputo, dovete sapere che le grandi aziende farmaceutiche sono molto attratte da questa strumentazione, perché normalmente è difficile cristallizzare grandi cristalli, grandi intendo, attenzione, quando dico grandi è quello 100 micron, 0,1 mm, però quel 0,1 mm oggi noi li studiamo come fossero, per noi è normale studiare 100 micron. Bene, quando molte aziende cercano di sintetizzare farmaci con cristalli grandi, a volte, nel 99% dei casi non ci riescono. E grazie a questa strumentazione, invece, a questo punto io darò la possibilità di studiare anche quelle cristalli piccolissimi, e quindi potremmo aprire faremo sicuramente nuove scoperte anche in altri ambiti. E io sono ben contento che, insomma, mi hanno già chiesto di collaborare. E quindi diciamo che la domanda è, ma come mai per comprare un prototipo del genere serviva avere un finanziamento dell'Unione Europea? Nel senso, le grandi aziende multinazionali farmaceutiche... Ecco, questo è un tema molto interessante. Non hanno perché le risorse. Allora, intanto non sapevano che esistesse, perché questi sono prototipi appena tirati fuori. Ma attenzione, a volte non è semplicemente mi compro il giocattolo da 2 milioni di euro e quindi fa, no,
perché per fare andare avanti quel giocattolo a 2 milioni di euro ci vuole poi un altro giocattolo che è umano, che vi assicuro che costa molto più di 2 milioni di euro e che deve essere a disposizione di quell'azienda. Allora quell'azienda dice: sapete che facciamo? Va bene, voi avete le competenze, avete già la strumentazione, io vi finanzio la manutenzione dello strumento, vi pago una borsa di studio per un giovane e fatelo voi. Perché sarebbe un investimento ben più importante di solo 2 milioni di euro. E formare scientificamente, attenzione a quello che dico, formare scientificamente, e non basta un giovane, perché qua per arrivare a usare una macchina del genere serve un giovane che ha fatto una grande carriera e che è arrivato a imparare delle cose molto spinte, mi capite, dal punto di vista scientifico. Quindi hai voglia tu, non ti basta prendere un dottorando che ha finito e lo metto a lavorare. No, assolutamente. Quindi è molto più complesso che avere solo una macchina a 2 milioni di euro. Non so se... Sì, devo dire che è molto interessante, ecco, scoprire che questo tipo di ricerca richiede molte risorse economiche, non solo per la strumentazione, però non dimentichiamoci della parte umana, che molto spesso viene bistrattata, soprattutto in un paese dove il titolo di dottore di ricerca nelle industrie... Ecco, e fatemi dire che in questo campo l'intelligenza artificiale, mi spiace, ma non ce la farà. Beh, buon per noi. Qualcuno ci deve andare in laboratorio, ecco, no, per buon capirci. Per noi. Visto che abbiamo menzionato, e proprio in questi giorni, non so se lo sapete, ma penso di sì, che la nuova missione Artemis 2 della NASA diciamo, adesso sta portando per la seconda volta dopo 60 anni un equipaggio umano verso la Luna, non proprio sulla Luna, nel senso che non atterreranno sulla Luna, anzi non alluneranno, ma ci gireranno solo intorno, e diciamo proprio cade a pennello perché abbiamo detto che abbiamo trovato quindi il primo minerale contenente terre rare in un campione proveniente dal suolo lunare. Sicuramente tutti voi avete sentito parlare delle terre rare negli ultimi anni, perché sapete quanto sono cruciali per i dispositivi tecnologici dei quali noi non possiamo più fare a meno. E quindi qua si apre uno scenario un po' critico, perché se adesso si scopre che le terre rare sono sul suolo lunare, immaginate la corsa alla Luna che ci potrà essere, e non solo la Luna. E come gestite la questione ma quello che troviamo sulla Luna nello spazio di chi è? Di proprietà? Come gestiamo questa condivisione delle risorse? Guardate, allora, anche se questo, sì, ammettiamolo, sì. non è proprio il campo No, del professor però, Nestola, che insomma, non si occupa certo di diplomazia scientifica. Allora, la domanda è assolutamente ben posta. Diciamo le cose come stanno. Loro hanno recuperato un solo 1,7 kg ma guardate che è veramente poco, e in quel 1,7 kg c'era un minerale delle terre rare, un minerale di cerio e neodimio. Guardate, il neodimio soprattutto è un elemento fondamentale per la produzione dei magneti permanenti, che sono utilizzati in tutte le tecnologie, tutte. Quindi è chiaro che, mamma mia, io quando poi ho visto questa cosa qua ho detto: ma possibile mai che un primo minerale che troviamo lì aveva le terre rare? E adesso che succede? No, succede che ovviamente, ma attenzione, questa del minerale nuovo è una storia. 2 anni fa eravamo in Svizzera a un convegno, ci avevano convocato per una riunione scientifica, non era un convegno, poche persone, per parlare dello spazio. E io, puro e come vi vedete, io parlo di spazio nel senso come si è formato quello, si è formato quell'altro, no? Per me quello è la scienza, l'evoluzione, la vita, come si è formata la vita. E ci hanno fatto parlare solo 10 minuti, dopodiché sono entrate 4-5 aziende e ci hanno chiesto cose che, come è fatto il suolo lunare, cosa ci dobbiamo aspettare, se quando partiamo con i nostri rover come si atterra, questi pensano veramente di andarci. E allora la domanda, oh signore, ma di chi è la Luna? Non lo so io di chi è la Luna, ma qua non è che si scherza tanto su questi temi, perché fino a qualche anno fa sembrava uno scherzo, vado sulla Luna. No, sulla Luna ci si può andare. Con quei rover che mi hanno fatto vedere delle cose, ragazzi, che vanno dappertutto e recuperano chili di roba. Se poi capiscono esattamente dove è stato preso quel minerale
E pensate, nella nostra ingenuità abbiamo dovuto dichiarare esattamente latitudine e longitudine sulla Luna da cui è stato recuperato. Questo è obbligatorio, se no non ce lo possono approvare come nuovo minerale. Quindi si sa che in quella zona ci sono gli elementi da terre rare. Certo, Chi ci va? Tu ci vuoi andare? Non so. Quindi, ovviamente abbiamo capito insomma che ecco, la ricerca è ben lontana dall'essere distante dai problemi della società. Cioè, adesso in mezz'ora di dialogo abbiamo già sviscerato mille questioni bioetiche, etiche, diplomatiche, geopolitiche. Quindi ecco, quando si dice la ricerca di base lontana da noi, Posso solo dire una cosa? Sì. Mi è fatto venire in mente che da tanti anni in laboratorio ho un diamante, nascosto bene, tranquilli, ho un diamante molto importante di 7 carati, ed è un diamante molto bello. E proprio la parte etica, pensate che per noi per 15 anni, questo diamante è in laboratorio da me da 15 anni, e sarebbe da pubblicare immediatamente. Perché? Perché è il primo diamante ufficiale che noi troviamo in Madagascar. E per un geologo è finalmente una scoperta importante. Madagascar, diamanti, dovevano esserci diamanti. Perché non ci sono i diamanti? Ci sono i diamanti. Ma ci siamo posti, io e il mio collega, ci siamo posti il problema proprio etico. Che succede se noi pubblichiamo sto diamante e non c'è un controllo su questa cosa qua? E non l'abbiamo pubblicato. Oggi nel senso poche settimane fa mi ha scritto che hanno comunicato che esistono delle zone in Madagascar a diamanti, non si possono fare delle miniere e quindi sono nei greti di fiumi, e a questo punto l'hanno rivelato e non l'ho fatto io, e a questo punto noi siamo liberi di pubblicarlo. Però per 15 anni qui devo dire che la scienza è stata bloccata per una questione etica vera e propria, perché noi non avevamo il coraggio di farlo. Tu immagina 7 carati sparati su una rivista importante, che eco avrebbe avuto, no? Ma Quindi, certo, questa è un'altra storia che però conferma di quello di cui ci stiamo insomma rendendo conto, almeno qui in questo incontro, ma non solo. È molto importante perché fa vedere come la ricerca sia assolutamente interconnessa con la società nei modi più diversi, sia positivi che negativi, e quindi entrano in gioco ben altre questioni che vanno oltre il puro desiderio di conoscere, perché poi naturalmente gli scienziati stessi si pongono dei problemi etici e di responsabilità. Come ad esempio è capitato ai fisici nucleari, sapete, con la seconda guerra mondiale, quando alcuni si sono pentiti di aver studiato la bomba atomica, altri non si sono pentiti, però insomma siamo umani e ognuno ha i suoi valori, però la ricerca diciamo, non è separata dai valori delle persone, dei paesi. Quindi è molto importante che come società parliamo di queste tematiche e ne parliamo apertamente, le condividiamo, perché la ricerca in realtà appartiene a noi. Quindi entra proprio in gioco anche quando banalmente andiamo a votare, ad esempio. Quindi, detto ciò, vedendo appunto che la ricerca appartiene a tutti e tutti ne siamo coinvolti, chiedo se ci sono domande, dubbi, curiosità dal pubblico. Abbiamo tirato fuori tanti argomenti. Di qualsiasi tipo, A volte fanno domande, a volte. Abbiamo una domanda. Adesso arriva il microfono. Questo segnale. Ecco, vorrei fare riferimento alla domanda che ha fatto la dottoressa al professore riguardante appunto di chi sono i minerali sulla Luna, per esempio, no? Queste terre rare. Beh, ci sono dei trattati internazionali che risalgono agli anni 60 che non sono stati più aggiornati, ma la mia impressione, non so se voi la condividete, è che saranno di chi se li prende. Nel senso che non ci sono delle regole così stringenti e soprattutto non ci sono degli strumenti per eventualmente farle applicare, e soprattutto non ci sono delle regole condivise da tutti, per cui è veramente un campo aperto, insomma. Soprattutto in questo momento, direi, no? Tant'è vero che mi sembra che la missione Artemis sia impostata soprattutto sull'iniziativa privata, insomma, per cui l'ente spaziale americano, che è poi quello che guida un po' l'aspetto
scientifico di questa missione in realtà poi fa da supporto ad altre aziende che si stanno muovendo in questo senso. Ecco, allora come la vedete voi, insomma, da questo... Beh, allora, quello che ha detto lei è sicuramente vero in parte, nel senso che ci sono questi trattati internazionali, ci sono questi trattati che proprio cercano di, diciamo, regolamentare territori che possono essere appunto, tra virgolette, neutri, quindi di nessuno Stato, come succede con l'Antartide, ad esempio, come succede con i mari, cioè gli oceani, e anche con la Luna e in generale lo spazio. Ci sono questi trattati, è proprio una branca della comunicazione scientifica, diciamo della diplomazia scientifica che si occupa di fare questo. Certo, non è facile, soprattutto perché a volte magari la scienza e la tecnologia sono più rapidi di quanto magari non sia poi la diplomazia e la politica terrestre nel trovare delle regole condivise. Quindi sicuramente adesso ci saranno, visto che appunto c'è diciamo che dal punto di vista tecnologico noi sappiamo che ci possiamo già andare sulla Luna, ok? I privati già lo possono fare, quindi se non viene fatto è più che altro per questioni politiche, diciamo, però di per sé noi ci si può andare tutti, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, quindi sicuramente ci sarà anche una rincorsa adesso a cercare di trovare delle regole condivise. Non sarà facile perché ogni paese porterà i propri interessi sicuramente, quindi cercherà di portare i propri interessi per fare in modo di magari essere avvantaggiato da questi trattati, però i trattati in effetti ci sono. Ecco, e chi non potrà avvantaggiarsi di nulla sono come al solito i paesi del terzo mondo poveri, per chi ci rimanda sulla Luna loro, e quindi loro non hanno il diritto di ottenere anche loro le terre rare? Ecco, torniamo al punto di partenza. Esatto, quindi diciamo che effettivamente in questo caso la Luna di certo non è dei paesi necessariamente più sviluppati, la Luna è di tutti e quindi appunto diciamo che lì la diplomazia scientifica speriamo riesca insomma a trovare delle modalità eque di maggiore equità e uguaglianza, però ha le stesse logiche di tutte le altre situazioni che noi vediamo, quindi anche quando si parla di, non so, le conferenze del clima, di cui sicuramente avete sentito parlare magari al telegiornale, le conferenze per le parti, dove molto spesso i paesi del sud globale non hanno la stessa leva, la stessa forza che hanno i paesi del mondo più sviluppato. Però domanda molto interessante, molto diciamo pertinente e soprattutto diciamo del giorno d'oggi. Se ci sono altre domande, curiosità. Grazie. Allora, grazie a tutti e due. Mi allontano un po' dai temi sociali, anche se do un frammento, e cioè 48 ore fa la Cina ha dichiarato che avrebbe intenzione di avere degli insediamenti nel sud della Luna, per cui tra l'altro mi chiedevo se quelle terre rare non provenissero da questo, ma chiudo la parentesi perché È sempre colpa mia. Come chissà come va. No, volevo tornare a una riflessione più, diciamo, di tipo scientifico. Sempre quando sento parlare delle tue inclusioni, essendo un biologo, la mia immagine è quella delle inclusioni che si trovano, no? In cui si trovano incluse gocce d'acqua, un frammento di un osso di dinosauro, un insetto, in queste resine antiche, insomma. E i tuoi diamanti mi ricordano questo. Allora, questi frammenti di biodiversità in realtà ci hanno dato delle finestre e anche delle informazioni inaspettate. Che immagine ti danno di questa terra le inclusioni che trovi in quei diamanti o che trovate? Premetto che appunto le resine fossili, no, sono le famose ambre
di cui parla la professoressa sono veramente, a parte la bellezza estetica, ma davvero hanno veramente delle finestre aperte nel tempo, è una cosa incredibile. E devo dire che i diamanti in generale, pensate che i primi diamanti sono datati 3,5 miliardi di anni, la Terra ha 4,57 miliardi di anni. Quindi i primi diamanti sono datati 3,5 miliardi di anni, gli ultimi diamanti, nel senso i più recenti che oggi abbiamo scoperto, hanno circa 80-85 milioni di anni, quindi coprono davvero una grandissima finestra dell'evoluzione terrestre, ed è proprio questo il punto sostanziale. Quando noi cerchiamo di studiare infatti diamanti di tutte le età per capire cosa succedeva in quel momento specifico. Ricordiamoci che il diamante è fatto di carbonio, noi grazie ad alcune tecniche analitiche molto importanti riusciamo a risalire alla sorgente di quel carbonio. Cioè noi possiamo dire se quel carbonio era una foresta fossile che è andata a soluzione, riusciamo a dire se era un carbonio inorganico, se è un carbonio che deriva da rocce carbonatiche come oggi le Dolomiti, no? Questo noi riusciamo a capirlo e lo riusciamo a capire nel tempo. E quindi se voi così come le ambre ci danno davvero, anche se sono difficili da datare, sono difficilissimi da datare, invece i diamanti si riescono a datare grazie alle inclusioni. Se non avessero le inclusioni i diamanti noi non sapremmo che età hanno, però grazie al fatto che invece le inclusioni ci sono, noi riusciamo ad avere una finestra completa dell'evoluzione terrestre da 3,5 fino a 90 milioni di anni fa. E questo è uno dei motivi per cui noi studiamo ad esempio l'idrogeno e il deuterio, che è questo è un isotopo, è un tipo di idrogeno in pratica, perché vogliamo capire come si è formata l'acqua sulla Terra. Cioè noi ancora oggi, se tu chiedi a un geologo o a un astrofisico come si è formata l'acqua sulla Terra, da dove arriva, ancora non lo sappiamo. E i diamanti ci potrebbero dare un'importante informazione su questo. Io credo che questa conoscenza sia una conoscenza importante. Da biologo evoluzionista uno dice, vabbè, lo studio dell'evoluzione dei viventi ha dato dei racconti bellissimi, affascinanti, ma che cosa ha portato nella nostra vita? In realtà ha portato molto nella nostra quotidianità. Per una piccola cosa può essere la medicina personalizzata, per non parlare delle analisi del DNA e così via. E quindi non sono solo delle storie affascinanti. Io appunto credo anche che quelle affascinanti e colorate più o meno inclusioni ci raccontino, possano raccontare la storia di questo pianeta, ma raccontare la storia di questo pianeta non è solo una storia affascinante, è capire come funziona e magari farci anche rendere conto di quanto con la nostra manipolazione magari stiamo bloccando i suoi meccanismi. Quindi Sicuro. Se non ci sono altre domande, io ringrazio i nostri. Grazie a voi. Grazie a voi. Il Grazie per bellissimo essere dibattito, ringrazio voi per la presenza. Speriamo di incontrarci anche per il prossimo. Anche qui tratteremo un tema che adesso non vi dico, ma che sembra anche questo avulso, e in questo caso avremo invece, ve lo presento già, il nostro comunicatore sarà Fabio De Pascale, quindi grazie a tutti e buona serata. Buona serata, grazie. Grazie. Grazie mille, buona serata.